io vengo qua con il preciso intento di portare la cultura in questa trasmissione, invece ancora tamburelli, nacchere, ma per fortuna non c'è solo la musica, non c'è solo questa drogata euforia, ma ci sono anche persone che portano linguaggio scientifico. Noi abbiamo l'onore, l'abbiamo avuto settimana scorsa, lo vogliamo qui ancora, per parlare di scienza. È qui con noi un eccellente divulgatore scientifico. Accogliamolo, il professor Serafino. Buonasera. Buonasera, dottor Pedolino, buonasera. Basta, per cortesia, basta. Bene, Buonasera. dottor Pedolino, buonasera. Buonasera professore, è un Bene, piacere averla allora, qui. Ecco, che cosa ci propone la proposta di oggi? Ma questa sera, diciamo, vi propono un monocolo, diciamo, che Monocolo, riguarda... sì, binocolo anche. Mi sta facendo diventare un cabarettissimo piano piano. Dai. Un monocolo che, bravo. diciamo, riguarda diciamo, la spiegazione della nascita dell'universo. Questo è un argomento possibile... interessante. Bene, molto. scusate, ho preso degli appunti perché... Bene, allora, posso iniziare definitivamente, dottor Pedolino? Allora, all'inizio era una sola, un'enorme, gigantesca, ultragigantesca massa di materia, ultracompressata e ultraviolenta. E più si compressava e più diventava instabile, sia fisicamente che psicamente. Che è fisicamente instabile, no? No, scusi un attimo, è tutto abbastanza chiaro, ma psicamente instabile? Cioè instabile che non ce la fa, cioè psicamente instabile, che basta un pissico per esplodere, diciamo. Un pissico come Mary Poppins, bravo. Per cortesia, adesso per è chiaro. esplodere Va bene. nel grande per esplodere nel grande Big Bang, no? Il Big Bang, sì, grande botto, stelle, comete, aspetti, ho preso stelle come pulse, pianeti, quark, pieriangeli, nebulosi, quasi i buchi neri, ad esempio. No, i quark vanno bene, ma i pieriangeli non esistono, ce n'è uno solo, c'è Piero e Alberto Angelo, sono in due. No, è perché ha traiuto ispirazione dai pieriangeli, quelli che si trovano nel... Sì, no, esistono. Senta, sono io il professore, se lei è il dottore, se ci permette. Dottore, professore. Quindi stavo dicendo, no? E poi, dottore, scusi, non è che me lo stavo dimenticando, ma lei ce l'ha presente la macchina del tempo? Sì, ce l'ho presente. Io l'altro ieri ci ho fatto il cambio dell'olio alla macchina del tempo, dai, professore, andiamo avanti sulla scienza, per fare una parentesi, perciò stavo dicendo, no? I buchi neri, no? Ecco, i buchi neri. I buchi neri, ma io voglio dire, sti buchi neri, uno per avere un buco, no? Ci deve avere prima una cosa, che ne so, prima c'hai il mattone, un muro e poi ci fa il buco, no? Col trapano, no? Ma sti buchi neri, ma che buchi di che cosa sono? Voglio capire. E poi se l'universo non esiste, perché l'universo non esiste in realtà? Vabbè, se non esiste non si può fare. E infatti non esiste. E allora perché? Perché queste stelle, questi pianeti, non cominci con l'elenco, queste lune, no? No, non faccia l'elenco della specie. Come può non stare lì senza cadere? Come può non stare lì? E invece i meteoriti, steroidi, perché loro invece possono cadere? Senta, Manuela. E questi sono i grandi quesiti che la scienza gli pone all'uomo. E quindi, alla fine, morale, quindi... E quindi, sì? Dottor Predolino, se mi permette... Bertolino. Dottor, come si chiama? Se mi permette, vorrei rispondere con un aforisma, se è possibile. Un aforisma? Aforisma, sì. Perciò vorrei rispondere con un forisma che... aforisma. Perché con un forisma, sì, ha ragione, scusi, ho sbagliato. Perciò, un forisma che... Ma la scienza, no? Che è più intelligente di noi, più evolta. Ma non sembra evoluta, a volte più avanzata, che c'è una certa esperienza. Ma questi problemi che ci pone a noi, no? Io mi pono, ma perché non se li risolve per i fatti suoi? Voglio dire. Va bene, la morale è sempre lì. Grazie, professore. Noi già abbiamo i nostri problemi. Grazie mille. Grazie, professore Serafino, con noi la prossima settimana.